Associazione Noi che credevamo nella Banca Popolare di Vicenza. Ci vediamo costretti a questo punto a dover fare dei comunicati video perché la situazione dentro la questione banche venete si sta aggravando di giorno in giorno sempre di più. Quello che riportano i giornali e le grosse fonti di informazioni sono tutte informazioni parziali. Siamo molto preoccupati e è arrivato il momento di chiarire bene alcuni punti. L'operazione Banca Intesa, dove Banca Intesa vuole acquisire Popolare di Vicenza ad €1, è un'operazione che svuota la banca di tutta l'argenteria che è rimasta all'interno, dagli immobili a tutti quelli che sono gli asset di valore. Questo è una procedura che è un fallimento coatto, mascherato da investimento. È un'operazione che lascia fuori le garanzie perché non abbiamo avuto modo e non abbiamo avuto intenti con il governo, con la banca o con chi gestisce questa operazione, che ripeto non garantisce i piccoli medio azionisti che all'interno di questa banca hanno lasciato soldi veri, risparmi di una vita. Questa operazione non garantisce in nessun modo i medio piccoli azionisti. Abbiamo chiesto un incontro urgente con il governo, vogliamo chiarezza immediata, altrimenti ci vedremo costretti ad atti anche forti. Quello che deve essere chiaro è che ci stanno sfilando oggi che i tribunali cominciano a darci ragione, ci stanno sfilando la possibilità di far valere i nostri diritti. Questo è inaccettabile, è un fatto gravissimo. Italia, svegliati, perché oggi è successo con questa banca, domani succederà con altre.